potrei odiare Franco? È impossibile, perché c'è una vita in mezzo. Agnese Moro, figlia dello statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, seduta accanto all'ex brigatista Franco Bonisoli, insieme, fianco a fianco, per parlare di giustizia riparativa agli studenti degli istituti superiori di Vittorio Veneto. Secondo me la giustizia riparativa aiuta a sgombrare, a muovere, a disarmare i sentimenti che magari ci sono un pochino ancora, può darsi, ma non... e disarma anche il dolore. Seduti vicini, diventati amici, senza dimenticare il passato, questo per Agnese Moro è il senso profondo della giustizia, un risultato ottenuto grazie al perdono. Perdonare è un moto dell'anima, aiuta le persone perché quando si subisce un torto si resta prigionieri di sentimenti fortissimi e terribili come rancore, rabbia, odio. Pensavo fossero mostri, fantasmi, ha ribadito Agnese Moro, invece sono persone. Come quando una studentessa ha rivolto una domanda a Bonisoli, entrato nelle BR a 19 anni nell'agguato di Via Fani, uccise un agente. Dopo lunghi anni di detenzione, Bonisoli ha intrapreso anche un percorso di giustizia riparativa. Volevo chiedere a Franco se gli ideali che avesse avuto al tempo sono ancora presenti oggi. Ho fatto le scelte della violenza per creare un mondo, pensando di creare un mondo migliore, questa era l'aspirazione. Oggi rifiuto decisamente la violenza per pensare a fare un mondo migliore.